Salut a tutti, bentrovati. Come avevo annunciato una ventina di giorni fa, all'inizio del mese, quindi sono passati appunto 23 giorni, 22 per essere precisi, da quel ricordo di quello che dice Eshur Carrera, cioè quella statua romana in corso Vittorio Emanuele, no? Che ricorda che bisogna essere esenti da carere debito omnivizio, qui in alterum dice paratus est, quindi chi vuol criticare gli alter, chi vuol fare gli osservazioni agli alter, due rieves senza vizi, avevamo detto è quasi impossibile. Però ecco, pregherei per chi segue questo video e i prossimi di questo tipo di guardarsi sempre prima quello come premessa, perché appunto chi potrebbe dire qualcosa sugli altri, nessuno è senza difetto. Per cui primo un atteggiamento così, diciamo anche di umiltà, di dire non è che penso di essere quello che pontifica, però diciamo che uno dovrebbe cercare di parlare di quello, di ciò in cui ha acquisito una certa competenza. Ecco, modestamente sull'aspetto politico ci sono migliaia di persone più bravi di me, però avendo studiato scienze politiche insomma qualcosina giusto, ma insomma un pochino so, insomma qualcosa avrò imparato. Non mi metto a fare, diciamo così, a parlare, che so, di ingegneria, di ponti, eccetera, che non sono un ingegnere, se non dopo aver consultato eventualmente degli esperti, e visto che non ho mai fatto, per dire, il venditore di patatine o bibite allo stadio, non mi cimento in queste tematiche, giusto per fare così degli esempi a caso. E ecco, appunto, chi fa politica dovrebbe un attimino conoscere un pochettino le dinamiche anche, insomma, di cosa si sta parlando. E poi ecco, l'altra cosa che volevo dire è che mi verrebbe da fare commenti a caldo, come magari tanti fanno. Io fo magari in camilla con i miei amici, oggi per esempio su quello che ha appena deciso la cabina di regia, perché non ormai il governo, che manca la cabina di regia, attenzione, che decide le cose, uno a caldo potrebbe commentare. Oppure un'altra notizia di oggi dall'estero, il fatto che sia stato spostato il monumento a Hong Kong che ricordava i martiri di piazza Tiananmen del 1989. Attendo di vedere quali prese di posizione potrebbero esserci, chi lo sa. Detto questo, appunto, queste sono magari cose appena avvenute, uno vorrebbe fare dei commenti a caldo, magari se potrebbe dire qualcosa un po' alla svelta. Vorrei invece pensare su un par d'Europe, abbiamo successo, e vu che entriamo la Shura Merkel, che ricordava un po' di settimane fa, che oramai le più cancelliere, il Sam, che c'è il nuovo premier, anzi cancelliere in Germania, farà la sua politica, eccetera. Mi è venuto in mente perché adesso siamo sotto Natale, infatti poi per qualche giorno farò una pausa su queste tematiche così, magari un po' più pesantine, diciamo. Però ecco, siccome si ricorda la situazione nel mondo, eccetera, anche oggi sentivo citare un po' la situazione dell'Afghanistan, e noi ci siamo trovati, eravamo in ferie, se vi ricordate, eravamo in vacanza quest'estate, a metà agosto, che salta fuori, ma lì in Afghanistan i talebani hanno fatto l'iniziativa, insomma, in pochi giorni di combattimento hanno fatto il potere, perché sapevano che renderanno via gli americani e gli altri soldati di altri paesi. Ora,
ci sono fior di esperti che hanno commentato quello che è successo, eccetera, perché dal punto di vista anche militare sembrava quasi incredibile che avvenisse una cosa del genere. Ci sono riviste specializzate su cui si può andare, dei siti su cui si può andare a verificare quanto è avvenuto. Ci sono tante motivazioni, certo che ci ha lasciato molto colpiti. Adesso la cosa che lascia più colpiti è adesso la situazione del popolo afghano, cosa succede, specialmente si ricorda la situazione delle donne, tutte cose giustissime, sacrosante da ricordare. Ricordavo la Merkel perché è stata l'unica, io a mia memoria, io invito sempre gli ascoltatori a correggermi o a informarmi meglio, ma è stata l'unica che dopo che André Asbama, i soldati americani, tedeschi, italiani, tutti gli altri che erano lì, ha detto una frase: abbiamo sbagliato tutti. Siccome poi nel discorso di commiato da cancelliera lei ha parlato di gratitudine, di responsabilità e appunto anche di umiltà, con tutto quello che uno può aver fatto positivo o negativo, però mi pare proprio che questa ammissione, e non l'ho sentita da altri, non l'ho sentita da altri, abbiamo sbagliato. Bisogna avere il coraggio di dire che si è sbagliato. Invece l'altra frase proprio all'opposto, che io mi chiedo, vabbè, uno che governa, nello sgomberare il campo, il ponte aereo con cui sono stati trasferiti anche i soldati americani, eccetera, Biden ha definito un successo. Mi ricordo che quei giorni molti l'hanno sottolineato un po' ironicamente, ma per me io dico, ma come un successo? Se siete scappati? Sì, forse perché nel senso che l'hanno fatto bene, però non so, mi viene in mente, è come se il generale Radetzky, anzi il maresciallo Radetzky, scusate, nello sgomberare il 22 marzo 1848 Milano per ritirarsi nel quadrilatero famoso tenuto dall'impero austriaco, e non so, avesse brindato a fiumi di birra con i suoi soldati, non so, peggio ancora che prima ancora Napoleone, dopo aver varcato la Beresina, avesse detto ai suoi: ma siamo riusciti a attraversare il fiume e stappiamo lo champagne. Cioè, faccio delle battute ovviamente, però veramente non so cosa ci sia di successo in questo. Credo che fra i due il commento più azzeccato sia stato quello della signora Angela. E un'altra cosa invece che rimugino da tempo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è una cosa che sì, è stata notata sui giornali, nelle televisioni, quando ci sono stati i dati delle ultime regionali della scarsa affluenza al voto, ma mi sembra che sia stata poco messa in rilievo, cioè i partiti laddove hanno conquistato il sindaco, il presidente di turno, eccetera, e tutti contenti perché abbiamo vinto, ma cioè, ragazzi, ma c'è un calo di affluenza al voto che è preoccupante. E ci ricordiamo che 1 anno e 3 mesi fa, cioè il 20 settembre del 2020, siamo tra l'altro in situazione non propriamente forse favorevole per la trasmissione del virus, eccetera. Beh, comunque si è svolto il referendum per abbassare i parlamentari, lì votò il 51% degli aventi diritto al voto, poco più della metà degli italiani. Cioè, vuol dire che quasi la metà non ha ritenuto, ha sbagliato, ha fatto giusto. Non stiamo qua adesso a valutare. Io penso che si debba partecipare al voto sempre, però non posso giudicare gli altri cosa hanno fatto. Però se a un referendum ha partecipato il 51% degli aventi diritto al voto e di questi il 70%, 69 rotti ha approvato questa domanda, sì, ma il 70%, il 50%, il 35% del totale, fate due conti, proprio due conti della serva. Cioè,
In realtà questa grande riforma eccetera è stata sostanzialmente approvata da circa un terzo degli italiani. Questo dovrebbe far sorgere parecchie domande, secondo me, sulla partecipazione democratica a cui a parole tanti tengono, eccetera. Un ciccinin mi preoccuparissimi, insomma, così, da cittadino, da politico. Vabbè, non volevo così essere troppo pesante, però prima di cominciare i feste di Natale in due parlare di altre robe più serie al periodo, mi pareva come, insomma, taccare un prim button alla vesta di Schurcarera, che ricordiamo è il mio consiglio di andare a fare critica, per carità, di il nostro parere. E intanto che aspetto me Natale del nostro Signore, vi auguri tanto bene, buon Natale, buon fest, state bene e auguriamoci di partecipare ognuno per come può alla vita pubblica del nostro paese. Ciao a tutti!